Cavalli di 4 anni per questa quinta corsa, la più affollata del pomeriggio, anche se c'è il ritiro di Delinquent Nib. Dindirindina Lab, Honey Babe, Demoni dei Venti, Damon Pax, Duca de Gleris, Dina Spritz. In prima fila da Granit di Padobardaghi, Daytona Laxmi, Dakar B e Dylan Grad in seconda. I favori per Demone dei Venti, macchina che stacca con Demone dei Venti che va subito a condurre nei confronti di Honey Babe. Sfila Demone dei Venti, Honey Babe in seconda posizione, mentre rimane percorsi esterni Damon Pax, almeno così ci sembra. Va via a gran ritmo, ha preso la mano un po' a VP dell'Annunziata, Demone dei Venti che completa un primo quarto in 29 e ora all'esterno cerca di farsi luce Dina Spritz, è in terza ruota però e c'è l'errore intanto. Il cavallo all'esterno che lo precedeva dovrebbe essere Damon numero Pax. 4 Damon Pax, i primi 600 di gara molto sostenuti. Vediamo ora in seconda posizione sempre Honey Babe, in terza c'è Daytona Laxmi, percorsi esterni anche Dobardaghi seguito da Dylan Grad e intanto continua a fare corsa per proprio conto il leader che completa un chilometro iniziale in 1:13,6, di andatura sostenutissima da parte del leader Demone dei Venti, che evidentemente vuol fare un tempo. In seconda posizione si mantiene Honey Babe, siamo ora a 400 dalla conclusione, con un parziale ancora in 14,5 da parte di Demone dei Venti. Honey Babe in seconda posizione, all'esterno generosamente c'è sempre Dina Spritz che sta facendo un numero, dietro c'è Dobardaghi, numero 7 completamento da della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, deve essere ora sostenuto Demone dei Venti. Demone dei Venti in vantaggio nel finale, Demone dei Venti si difende e viene a concludere vincitore per il secondo posto sul palo Daytona Laxmi, probabilmente a ragione di Dina Spritz con quarto Dobardaghi, 1:14,2 con 31,2 a chiudere, è andato via d'un fiato Demone dei Venti e l'ha portata a casa dovendo essere sostenuto comunque molto nel finale, richiesto da VP dell'Annunziata che vedete che ormai però ha la vittoria in pugno, e la lotta per il secondo vede emergere Daytona Laxmi di precisione su una Dina Spritz che corre alla grande e su un Dobardaghi che corre a sua volta molto molto bene per precedere Honey Babe. Vittoria dunque del favorito Demone dei Venti, VP dell'Annunziata in sediolo, Gennaro Casillo al training per conto della scuderia Spallina. Rivediamo le immagini finali, 396 l'ordine d'arrivo ufficioso, e così dovrebbe essere in effetti con Demone dei Venti e VP dell'Annunziata a segno.